immagino un oggetto che deve avere anche un secondo fine, cioè deve essere poi utilizzato, quindi ci deve essere uno studio di come deve essere, nel senso comodo, piacevole da usare e allo stesso tempo che leghi un simbolo forte. È per questo che prendo spunto dalla civiltà nuragica, perché in questa trovo tutti questi collegamenti. Il collezionista oggi è una persona molto esigente che va alla ricerca della perfezione assoluta, la ricerca continuamente, sempre, che sia dalla superficie di un manico alla ricerca dei materiali, gli acciai migliori per l'utilizzo che poi ne dovrà essere fatto. Oltre a questo poi ci sono da aggiungere tutte le parti meccaniche, di tempra, che devono essere impeccabili. Credo che il bello proprio del mio lavoro sia quello di poter andare incontro a ogni richiesta, a ogni esigenza. Appunto è quello che mi dà maggiore soddisfazione, poter vedere, diciamo, il viso, l'espressione di un cliente che è rimasto soddisfatto per quello che tu hai fatto per lui, è la cosa che a volte dico mi paga più di tutto il resto. L'innovazione ogni giorno per me è una sfida con me stesso, cerco disegni nuovi, materiali diversi e questo è perché deve essere come un percorso, una cosa che si innova, che si rinnova tutti i giorni e deve essere un continuo, sempre.